Mi sono innamorato quindi di tutta la musica, perché io cambio orecchio quando ascolto, non è che ascolto Stan Kenton come ascolto Bach, cioè sono cose, cambio, oppure non so, pianista jazz, che ne so, Artetum, non è che si ascolta come si ascolta Arturo Benedetti Michelangelo, sono cose che ognuno deve essere valutato per quello, devi cambiare orecchio, devi cambiare atteggiamento mentale. Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco, oggi abbiamo un grande ospite, un grande compositore di musica applicata che è Carlo Crivelli, ma non solo avremo lui, questo mese sarà un grandissimo mese, perché poi a seguire nelle prossime puntate avremo invece Franco Piersanti, due compositori più o meno della stessa generazione. Ma veniamo a Carlo Crivelli, parlaci un po' di lui, Massimo. Allora, Carlo Crivelli ha iniziato con un grandissimo film, Il Diavolo in corpo dell'86 di Marco Bellocchio, e con Marco Bellocchio ha instaurato un bellissimo sodalizio di quelli veramente del cinema d'autore, di quelli molto molto importanti, che hanno cambiato anche il modo di fare cinema e di fare musica per il cinema. E parlo del Principe di Homburg, Vincere, Fai bei sogni, proprio delle affinità elettive tra questo compositore e il maestro, uno dei maestri del cinema italiano. 13 film, no? 13 film, se non vado errato. 13 film insieme, ma una carriera veramente sfaccettata, che passa per l'appunto da Bellocchio, ma va ai Fratelli Taviani, a Michele Placido, a Mazzacurati, Manuel Pradal, Daniele Cipri, per finire poi con un duo comico siciliano, famosissimo cinematograficamente e televisivamente, che sono Ficarra e Picone, con il quale ha realizzato 3 film, Il 7 e l'8, L'ora alle gare e Il primo Natale. Quindi parleremo veramente di un cinema spaziale, nel senso che si passa da un genere a un altro, con la grandezza e con la poetica veramente incredibile di questo autore italiano, sempre poco ricordato, ma uno dei migliori secondo me dal punto di vista del panorama cinemusicale italiano. E poi parleremo dell'Orchestra Città Aperta, da lui fondata, e del suo modo di concepire la musica per immagini. Va bene, allora andiamo all'intervista con Carlo Crivelli, Soundtrack City. Salve a tutti, rieccoci qui. L'ospite lo abbiamo già presentato nell'introduzione, allora come si suol dire, lo ripeto, ecco Carlo Crivelli. Ciao Carlo. A tutti. Ciao Marco, ciao Massimo. Ciao maestro, allora dunque io sono particolarmente felice di avere oggi Carlo perché ho avuto la fortuna di lavorarci solo su Fai bei sogni, ma mi sono innamorato assolutamente della sua scrittura, della sua musica. Oltretutto è un personaggio geniale, divertente, non me ne vogliono gli altri compositori, ma io nei riguardi di Carlo Crivelli ho una particolare proprio predisposizione, che lo dico subito per metterla a suo agio, insomma. Grazie. Senti Carlo, no, non deve, arrossisco io semmai, anche se c'ho sta luce qui. Sembri, non lo so, illuminato dal Signore. C'è l'Arcangelo Gabriele che ti sta per dare la buona novella. Comunque condivido il sentore emotivo ed emozionale di Marco nei confronti di Carlo, perché anch'io lo ammiro da molti anni a questa parte. Grazie, allora, siccome Carlo, diciamo così, è attivo da un po' di tempo, allora Carlo, una cosa che noi facciamo prima di iniziare a parlare proprio di cinema, di musica per cinema in senso stretto, cerchiamo di capire un po' il personaggio. Quando eri ragazzo, come ti sei avvicinato alla musica e quali sono gli autori, i compositori, i musicisti che ti hanno colpito? Beh, io non ho avuto una formazione, diciamo, ortodossa, nel senso che non venivo da una famiglia di musicisti, quindi mi ricordo che avevo 3-4 anni, insomma ero piccolissimo. Un Natale venne uno con la fisarmonica, ecco. e
e quindi io ho piantato una grana ai miei fino a che non mi hanno comprato la fisarmonica pure a me, perché dopo quello se l'è riportata via, io mi chiedevo veramente invece mi hanno dovuto comprare la fisarmonica, se no non vivevano. E quindi io poi suonavo, poi mi hanno portato a 5 anni da un maestro il quale non me voleva prendere perché io ero troppo piccolo, però io suonavo a orecchio le canzoni che mi cantava mio nonno, Vecchio Scarpone quanto tempo è passato, mi ricordo uno dei primi pezzi che ho imparato, per un filino d'erba, lo ricordate? Per un filino d'erba, quello lo suonavo. Allora questo ha visto che suonavo e mi ha preso, quindi ho cominciato a studiare la musica prima di andare a scuola, insomma. E il primo tuo strumento è stata la fisarmonica, quindi. Purtroppo ho visto la fisarmonica o per fortuna, perché poi la fisarmonica è uno strumento anche nobile da un punto di vista, da un certo punto di vista. Poi ho studiato la fisarmonica e presi il diploma a 13 anni. Però Questo maestro, però allora c'era il centro di educazione artistica a Roma, però non era riconosciuto dai conservatori il diploma, insomma era un... E poi per colpa delle ragazze non ho più toccato la fisarmonica fino perché adesso è stata rivalutata, no? Ma allora se tu suonavi la fisarmonica era meglio che non suonavi proprio. Che fai? La musica di tuo nonno, questo è suonare la chitarra, infatti poi sono passato alla chitarra un po' così, strimpellando. Poi ho studiato un po' il pianoforte, poi durante il liceo facevo la musica rock e ho aperto, alla fine del liceo abbiamo aperto con gli Esploit, ci chiamavamo, il Festival Pop di Villa Pamphili. Subito dopo di noi suonarono i Vandergraaf Generator, insomma era una cosa seria. E quindi ho fatto la musica pop fino a che eravamo un complesso dove io ero il più giovane e c'eravamo le cambiali. È un classico. C'eravamo l'impianto voce, la cosa eccetera. Sono andati tutti a far militare e sono rimasto da solo con le cambiali. Quindi allora musica rock, pop, insomma, diciamo si diceva allora si faceva attrazione. Poi c'era magari il complesso che poi faceva ballare così. E noi quindi sono andato a finire nei night perché con l'attrazione non si guadagnava per pagare le cambiali, si guadagnava di più, però c'erano 2 concerti al mese forse neanche, ma poi io ero da solo, non c'ho più il complesso, ho suonato in tutti i night di Roma, quelli seri, la Rupe Tarpea, il Club 84. Dopodiché, mentre facevo night, mi sono segnato al conservatorio a composizione, mi sono diplomato a 30 anni con Guacero e quindi io non ho mai dovuto rinnegare nulla di quello che ho fatto, cioè nel senso che semplicemente poi studiando, io avevo mi piacevano tanto Emerson, Lake and Palmer, poi suonavo e quindi ero innamorato di Pictures e Tennessee Bishop. Semplicemente poi mi piace ancora adesso, però poi ho scoperto Mussorgsky e ho scoperto Ravel. Sei andato all'origine proprio direttamente. Sono innamorato poi non è che però devo dire allora quelli invece no, me l'hanno fatto conoscere, diciamo, se no io non venendo dalla famiglia di musicisti ho visto, mi piaceva, ho avuto la fortuna che mio padre mi ha portato all'opera, mi ha fatto vedere 3-4 opere perché lui amava l'opera, ma se no io ho visto il mio primo quartetto per archi, che ne so, ero grande, avevo 20 anni, poi ho scoperto Bartók attraverso il concerto per orchestra, mi sono innamorato. Poi una volta c'erano i fratelli Contaschi a Roma, che era un duo pianistico incredibile, che aveva fatto le prime di Stockhausen e tutti quanti, insomma, che suonarono il concerto per 2 pianoforti di Ligeti,
Che vabbè, conoscevo perché avevo visto i film naturalmente di Kubrick, eccetera, però rimasi a bocca aperta, e allora si può scrivere pure così, insomma, mi sono innamorato quindi di tutta la musica, perché io cambio orecchio quando ascolto, non è che ascolto Stan Kenton come ascolto Bach, cioè sono cose, cambio, oppure non so, pianista jazz, che ne so, Art Tatum, non è che si ascolta come si ascolta Arturo Benedetti Michelangelo, sono cose che ognuno deve essere valutato per quello, devi cambiare orecchio, devi cambiare atteggiamento mentale, dopodiché pure Toscanini andava a sentire Art Tatum. Però non è che dice però non è pulito come Arturo, cioè Arturo era, non li sentite adesso in televisione qualche giorno fa, sono andato a vedere la tomba quando ho lavorato in Svizzera, sono andato a vedere la tomba per dire che razza di stima posso avere per Arturo Benedetti Michelangelo. Non va giudicato come quando ascoltiamo il pianista jazz che improvvisa, che magari ha sviluppato una tecnica trascendentale, ma in quell'ordine di cose. Poi mi piace che non mi piaccia insomma, le big band cambesi, questi qui, certo. Poi mi piace il rock, mi piace tutto. Quindi cambio orecchio, non posso sentire. Non è che uno sente Led Zeppelin e poi sente Monteverdi e c'ha lo stesso orecchio, perché sennò vuol dire che è sostanzialmente un coglione. Certo. Io sono un amante di Schubert, mi piacciono da Mozart, Wagner. È fantastico. Wagner non è che lo puoi sentire in qualsiasi momento, cioè un momento che ascolti, insomma, cambio orecchio. La penso come Carlo, ma io non sono mai riuscito a farmi piacere Wagner, lo devo dire onestamente, per carità, perché non gli può dire nulla, no? Da ogni punto di vista, è un mio limite evidentemente. Perché quando senti il Parsifal entri in quell'ottica lì, vi ricordate c'erano le estati romane? E come no? Sì. E a un certo punto fanno Parsifal, film 4 ore e mezza. Alla fine c'ero solo io, capolavoro 4 ore e mezza, ragazzi, è dura, ci vuole reggerle, ci vuole. Però quando entri in quell'ottica è un tipo di perché ogni autore crea un rapporto materiale-tempo diverso, no? Crea una sorta di percezione temporale di natura diversa. Senti, Carlo, capisco che uno possa avere delle, quello là. La musica per cinema, noi sappiamo che tu la prima colonna sonora l'hai fatta nel 1986 con Il diavolo in corpo, un film che ha rovinato i sogni di molti giovani ventenni come il sottoscritto. e allora la domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinata alla musica per cinema, per immagini? È stata una scelta ponderata oppure un'occasione che ti è capitata? No, è stato tutto casuale. Io non ho fatto mai nulla per fare nulla. Cioè, sono veramente un esempio di quello che dice: ma io non ho mai fatto niente per fare carriera, insomma. Ero uno rappresentato a Roma normalmente, a Nuova Consonanza, insomma, facevo parte di quel gruppo, di quei gruppi di musica contemporanea, diciamo, di quegli autori, cioè insomma, che venivano eseguiti abbastanza normalmente, fino a che sostanzialmente a un certo punto era morto Guacciolo, il mio maestro, e fanno una serata dedicata alla scuola di Guacciolo, non mi invitano. Io non ho mai scomitato per essere eseguito, però ci tenevo perché quello era il mio maestro, insomma, la scuola di Guacciolo, io sono stato con lui 10 anni, cioè all'inizio alla fine. Io poi che non mi invito, allora chiamo la vedova, dico: scusa Anna Maria, ma com'è che non mi hanno chiamato? Né a me né a Rendine. Così è strano, perché voi siete proprio gli allievi. Allora poi gli dissi a quello, che non dico chi è, gli dissi: guarda, tu non è che non ho mai eseguito, ma voi non mi potete più eseguire da oggi in poi. E quindi non mi hanno più eseguito, mi hanno preso in parola, porca puttana. No, però cioè, dignità e rispetto. Bravo Carlo, cioè nel senso però non mi hanno più eseguito.
però non è che mi pena, cioè, ho fatto bene a dire, perché dico, ma come ragionate? Cioè, e quindi, però insomma, io ero eseguito così a Roma, poi avevo fatto allora si chiamava, lo so che non si può dire, ma si chiamava Il Negro, cioè nel senso che io lavoravo e si firmavano, non dico di chi, però. Anche detto ghostwriters, per dire in maniere più elegante. Sì, adesso si dice così. Poi m'hanno cominciato a chiamare a me in teatro con Tonino Pulci, insomma abbiamo fatto dei lavori in teatro, quindi poi Bellocchio mi chiamò. Lo so che è incredibile, ma siccome c'avevo degli amici che mi facevano gli scherzi, che ogni tanto mi telefonavano per piarmi in giro, insomma, salve, sono Kubrick, salve, sono qua. Quando mi ha chiamato Bellocchio, io mi credevo che era uno scherzo. Infatti poi, però dall'argomentare ho capito che non poteva essere un amico mio, perché era troppo tecnico, troppo... E quindi mi invitava a vedere il film. Come ti hai conosciuto Bellocchio? Tramite... No, qualcuno gli ha dato il mio numero, o gli aveva fatto sentire delle musiche mie, insomma. Quindi abbiamo cominciato a collaborare da Diavolo in Corpo, che era la fine dell'85, mi sembra. Ed è stato semplice convertirsi alla musica per immagini, della musica contemporanea da cui provenivi? Cioè sei riuscito a entrare in sintonia subito con le modalità che conosciamo della musica per immagini? Beh, adesso a ripensarci sono stato piuttosto, anche perché quello è stato un film in cui ho avuto un battesimo di fuoco incredibile, nel senso che io fino allora non avevo mai visto una moviola, insomma, per dire. Sì, avevo l'esperienza della musica per teatro un po', è stato complicato dal fatto che poi ci furono delle questioni fra la produzione e Bellocchio, no? Che quelli volevano togliere il film, non so se vi ricordate, ci fu una causa proprio. E quindi io mi sono trovato in mezzo a queste dinamiche che, essendo il mio primo film, non era facilissimo, però ho retto bene. Forse perché c'era anche un po' di incoscienza, Carlo. Mi ricordo proprio che pensai, razionalizzai, cioè verbalizzai la frase, vabbè, ma io non ho mai fatto un film, quindi se non me lo fanno fare più, chi se ne frega, mica stavo male. Che bella filosofia. Tant'è vero che non ho ceduto su nulla. Se vi ricordate quel film, ci sono delle soluzioni di rapporto musica e immagine che non esistevano normalmente nell'epoca. Insomma, per esempio la scena dei tetti, così non è che si faceva così come l'ho fatta io, insomma, l'avrebbero fatta in tutt'altra maniera. Addirittura lì Bellocchio fu d'accordo, insomma, io gli proposi di rappresentare tutto ciò che era, diciamo, positivo nel film con una musica d'autore. Cioè, più che di un autore, di una musica che non potesse essere collocata storicamente. Atemporale. Atemporale, perché per esempio uno che si innamora, cioè, alla fine, pure se fosse un film in costume, l'antico romano si innamora come me, cioè poi quando lo lasciano soffre come me, cioè come noi, se lo tradiscono ci rimane male. Quindi è una qualche cosa che va al di là della collocazione spazio-temporale, mentre invece alcune altre cose le abbiamo rappresentate con una musica che potesse essere collocata nel tempo in qualche modo. E questa è stata la divisione fondamentale che abbiamo seguito cum grano salis, perché poi è sempre sbagliato fare delle schematizzazioni e portarle, estremizzarle, e poi alla fine non funzionano, perché la realtà è sempre molto più sfaccettata di qualsiasi schematizzazione intelligente che puoi fare. E quindi abbiamo seguito questo filone qui, per cui per esempio la scena dei tetti è fatta in quel modo là. Quello era complicata, quella scena, perché lui saliva sui tralicci di un palazzo, arrivava su e poi andava dalla sua amata, diciamo, dalla sua innamorata. Siccome quello che stava facendo era pericoloso,
avremmo potuto avere una musica più thrill, diciamo, più tensiva, tu dici. Sì, e in parte lo era, ma lo era più per un fatto suo interiore, non si sottolineava il pericolo fisico che lui poteva cadere e morire. Quindi è una musica interiore che doveva essere d'autore. E quindi mi ricordo ancora la soddisfazione, perché siccome la produzione mi aveva detto, mi aveva convocato, dicevo, non è che tu devi a fare la musica contemporanea nel film, pure te, creando un doppio. Allora io avevo preparato tutto un nastro delle cose più sentimentali, più così che avevo trovato nella mia produzione, e gli avevo fatte sentire ci messo bene. Poi non c'era niente di l'avete proprio ingannati, proprio una sola incredibile. Sì. Carlo, comunque alla fine mi sembra di capire che questo tuo ingresso un po' problematico per le questioni di produzione che ci hai detto, però poi alla fine ha dato la stura a una filmografia e a una collaborazione con Bellocchio decisamente importante, quindi in qualche modo è piaciuto il tuo lavoro e ti è piaciuto pure a te farlo, questo di musica. Sì. Allora non ero, poi man mano sono stato cosciente, sempre più cosciente, perché noi avevamo una sorta di atteggiamento, diceva vabbè, che ci vuole a fare la musica del film, insomma. Invece poi ho scoperto, strada facendo, che è proprio si sposta l'azione, si sposta il campo d'azione, di percezione, e quindi è proprio un altro mestiere, un'altra cosa. Non è detto che un grande orchestratore, eccetera, poi possa fare la musica di un film, insomma, tant'è che ci sono stati dei protesti di persone insospettabili nella vita, no? Che rimangono grandi musicisti, però non hanno capito che la musica è una delle componenti della drammaturgia di un film, quindi, e quindi bisogna avere come riferimento il regista, insomma, questo è ovvio. Ma poi tra l'altro tu con Bellocchio avete fatto un totale ad oggi di 13 film insieme, che comunque non sono pochi, quindi poi rientrano anche nel famoso connubio regista-compositore, però spaziando veramente, cioè andando da un genere all'altro, perché poi non è che con Bellocchio non è che si va sempre sulla stessa strada, sai, dici io da film al film magari ritrovo il mio modo, anche il suo modo, ma proprio si cambia totalmente. Cioè tu puoi passare anche dal Diavolo in corpo, poi che ne so, al Principe di Homburg, che è pure tutta un'altra roba. Anche la visione del Sabba, per esempio, lì per esempio ci siamo spinti ancora di più su tutta la scena del Sabba, quello è un pezzo di musica contemporanea mio, però perché l'ho fatto? Perché lì lo richiedeva la scena, perché sennò un compositore non deve spendere la propria poetica musicale nel film, perché tu non vai a fare il concerto nel film di un altro, a meno che, come in quel caso, era un concerto, c'era il Sabba, quindi bisognava rappresentare le cose anche informali quasi, no? Che accadevano, e quindi l'ho fatto, ma se no normalmente può entrare la propria poetica musicale profonda, ma non è che deve entrare. Sono le immagini che ti devono richiedere, ti devono suggerire in senso etimologico, proprio subgenere, ti devono creare sotto qualche cosa, cioè ti devono instradare. Quindi questo che cosa comporta? Che io quando vedo un film, naturalmente l'oggettività non esiste, però cerco di guadagnare uno stato psicofisico, diciamo così, per cui io non voglio fare niente la prima volta che lo vedo, cioè non c'ho una musica da fare, io vedo il film, è lui che mi deve suggerire in che direzione devo andare, naturalmente insieme al regista che mi parla, perché a noi che cos'è che serve? A noi serve che il regista ci dia il quadro dell'azione della nostra creatività, perché va sicuro che una scena può essere fatta in maniera pertinente
quindi pertinente, cioè nel rapporto con le immagini, almeno in 4 modi diversi. E il regista che ti deve dire: oh, mi raccomando, io voglio immergere il film, che ne so, nell'atmosfera tardo-romantica decadente, non so, penso alla Signora della porta accanto, cioè quello gli avrà detto così, gli avrà detto: oh, devi fare una musica meravigliosa, perché nella Who ha fatto il finale che è meraviglioso, però si deve sentire la malattia, si deve sentire qualcosa di morboso, si deve sentire, e lui ha fatto quella cosa lì, cioè e gli è venuta bene, beato lui che è venuto così, è riuscito a realizzare esattamente quello che, quindi il regista l'avrà guidato in questo senso qui. Però, per esempio, una volta Pradal, che era un regista che io amavo tantissimo, con cui ho fatto vari film, anche film. con lui. Poi è morto un paio d'anni fa. Lui mi guidava in tutt'altra maniera, per dire, cioè, una volta mi disse: guarda l'attrice, guarda lo sguardo dell'attrice, guarda come guarda. E questa cosa durava un secondo, che ne so, 2 secondi, 3 secondi. Caspita. E mi dice: lo sguardo di quella lì deve diventare la musica di tutta la scena. Meraviglioso, questa cosa mi piace. E ho fatto una musica che vedrete a sentire, che corrispondeva allo sguardo di quella lì, diciamo, perché la musica c'è pure questo potere, cioè però in un altro film ho citato Pradal perché lui dovevamo fare un film che si chiamava I Crime. Lui mi disse: questo film richiede un impianto rock country, perché si sviluppava in America, cioè. Però io voglio, cioè, perché ti chiamo a te? Perché io voglio quella cosa che c'hai tu, che fai nella musica sinfonica, insomma, tradotta sul rock country. Però lo country. devi fare, cioè lo dobbiamo ottenere con la chitarra elettrica, poi magari c'è il punto sinfonico dove è, però diciamo l'impianto sarebbe quello. E quindi quello mi ha guidato esattamente nella direzione che diceva lui, cioè che ha immerso il film e stava venendo, se l'avessimo fatto sarebbe venuto così, cioè una musica rock che però in certi momenti sprofondava magari per innervosire Marco in una situazione wagneriana. E poi tornava lui si è versato dal cinema. Senti, io ti voglio fare, perché è interessantissimo questo approccio di cui parlava, sia per quanto riguarda Bellocchio sia per quanto riguarda Pradal, e mi domandavo appunto di due lavori tuoi che conosco abbastanza bene, per cui ti vorrei fare delle domande proprio su questo. Uno è Vincere, l'altro è Fai i bisogni. Sì. Su Vincere, che io ritengo una colonna sonora superlativa, veramente superlativa, dove, come sapete, si parla del Mussolini giovane, e quindi quel periodo lì, la prima parte del periodo di Mussolini, con una storia sentimentale peraltro incrociata. Ecco, io credo che la partitura di Crivelli sia quasi visionaria, cioè voi sentite la musica di quel ventennio, di quel primo ventennio, ma non è quella, è una cosa rifiltrata, rivissuta. Ecco, com'è nata, come è stata realizzata, che tipo di suggestioni c'erano? Quello era un film molto complicato, perché anche dal punto di vista visivo Marco Bellocchio ha utilizzato anche materiale dell'Istituto Luce, no? In bianco e nero, eccetera. Quindi c'erano salti di linguaggi, salti epocali, salti di situazioni, da situazioni che riguardano la generalità del popolo italiano, diciamo, il suo destino, alla storia personale invece del suo innamoramento per Rita Dal Serre, e poi invece il fatto che la porta ad essere internata, insomma, sì. Praticamente. Marco mi disse, mi è rimasto impresso questo fatto, dice: io voglio entrare al cinema come negli anni 40 o 50, grandi orchestre, questa roba qui poi la faceva Prokofiev, piuttosto che
che Shostakovich, insomma grandi orchestre, quindi riferimento ai russi in qualche modo, anche se non dovevamo essere, non è che dovessimo essere filologici, però diciamo come riferimento. Poi il futurismo e poi invece diciamo la musica più piccina, più piccola della vicenda personale di Ida Talser. C'è quel momento, non so se vi ricordate, che Ida Talser va a raggiungere la giunta di fascista, insomma, e io ho pensato, ma lei qui si sente sbeffeggiata. Sì. E allora ho inserito, quella è l'orchestra, ce l'ha in partitura, no? Deve fare ah ah ah, mentre suonano questi devono fare ah ah ah. E quindi c'è questa cosa che si inserisce come è la stilizzazione dello sberleffo, come dire, che si inserisce nella partitura e viene sviluppata nella partitura musicalmente come se fosse una percussione o una... però siccome senti la voce umana che fa e quindi per dire abbiamo fatta così, se lo risentite quel punto è così, diciamo, stavo leggendo che sul mio sito Roberto Pugliese disse che la tua musica era una musica melodrammaticamente, ironicamente psicofuturista. Vedi? Perché ci sono ricordi in buona sostanza che si può dire di un Verdi, di uno Stravinsky, ma in realtà è un personaggio in più che allude a quella musica lì, ma non è quella musica lì. Bravo, ho capito tutto. Cioè, nel senso che io l'ho fatto, cioè il futurismo ci doveva stare in questa cosa qui è futurista. Sì, la risata in sé è proprio uno sberleffo futurista. La guerra, cioè, oppure facevano l'onomatopeica, certo. magari delle cose. E quindi io l'ho inserito per venuto in quel contesto. Poi naturalmente non lo dico a mio vantaggio, ma a vantaggio di chi fa la colonna sonora, tu fai un'operazione del genere e poi deve funzionare, diciamo. Infatti, certo. Perché se la fai a cavolo ti dicono subito ma che matto. Te la deve fare passare pure il regista e la produzione, sì, comunque. No, lui fu coraggioso e disse, quando stavamo registrando, disse, ma questo è forte, è una cosa, vabbè, facciamo. Cioè mi ha spinto a... Se no... Hai avuto la fortuna che comunque hai parlato anche con Pradal, ma anche con altri, con registi che sono molto avvezzi a saper comunicare e a saper ascoltare la musica, che non è una roba scontata, anche perché sappiamo benissimo che... È un logionista proprio, lui è coltissimo per quanto riguarda l'opera, più di me, cioè capace che sa a memoria il libretto di quello e di quell'altro, del Trovatore, piuttosto che cose che io non ho sviluppato, diciamo.